Buongiorno, sono il dottor Giorgio Pigato, responsabile del servizio psichiatrico 3 dell'azienda ospedaliera di Padova. L'argomento di cui si parlerà ora tratterà dei trattamenti alternativi a quelli convenzionali sulle patologie psichiatriche maggiori, e cioè i disturbi dell'umore e i disturbi dello spettro psichiatrico, e anche della disponibilità di alcuni trattamenti innovativi che in azienda ospedaliera sono già stati implementati o verranno sviluppati nel prossimo futuro. I nuovi approcci che sono utili per trattare i pazienti che non rispondono ai trattamenti convenzionali richiedono anzitutto una precisazione, ovvero è fondamentale distinguere i pazienti che non rispondono a trattamenti convenzionali perché la terapia è veramente inefficace da quelli per i quali la diagnosi va corretta, precisata o rivista nel tempo. Sia per quanto riguarda i disturbi dell'umore che per quanto riguarda i disturbi dello spettro psicotico, le linee guida internazionali o la disponibilità del mondo di trattamenti alternativi è ampiamente documentata, riguarda trattamenti di tipo somatico farmacologico e trattamenti di tipo somatico non farmacologico. È bene ricordare che entrambi i trattamenti vanno integrati in un progetto di cura più complessivo di tipo psicosociale per questi pazienti affetti da malattie mentali importanti. Questi trattamenti farmacologici hanno visto lo sviluppo di nuove molecole, una di recente approvazione per la depressione resistente, altri sono farmaci per la depressione resistente in sviluppo. Dal punto di vista delle terapie cosiddette somatiche non farmacologiche, esistono delle tecniche di stimolazione cerebrale ampiamente usate in tutto il mondo e con crescenti evidenza. Ve ne nomino alcune, che sono la stimolazione magnetica transcranica, la stimolazione del nervo vago, la terapia elettroconvulsivante ed altre terapie che variamente sono implementate nel mondo e in parte solo in Italia. Le novità riguardano sia la diagnosi sia il trattamento. Per quanto riguarda la diagnosi si sono raffinate delle tecniche che cercano di chiarire il concetto di definire i pazienti resistenti al trattamento usando dei dispositivi biologici, tra cui la misurazione dei livelli plasmatici dei farmaci per vedere se questi farmaci raggiungono concentrazioni sicure e efficaci, oppure profilare dal punto di vista genetico i pazienti in modo tale da poter prevedere in una qualche misura la risposta ai trattamenti in base alla capacità di metabolizzare i farmaci da parte dei pazienti stesso. Sul piano terapeutico, gli interventi più sviluppati ultimamente sono l'uso di una nuova molecola per la depressione resistente, che ho accennato prima, più altri trattamenti di terapia somatica non farmacologica di stimolazione cerebrale, tra cui la stimolazione vagale, che è a disposizione in questa agenzia per le forme depressive croniche non risponsive, e la stimolazione magnetica transcranica. Altre forme di stimolazione cerebrale potrebbero essere sviluppate in futuro.